La vite scandisce il ritmo del tempo. Rinasce ogni anno diversa, seppur eguale. Forza naturale, vigoria domata dalle mani esperte del vignaiolo, ma condizionata dall'habitat stesso dove la vite ha radici. Da 50 anni tutto questo, tra i filari incastonati nel cuore viticolo della Ballagarina in Trentino, è in magistrale sintonia con il Fojaneghe. Il primo vino italiano a presentarsi con il toponimo del vigneto dove nasce. Unico, subito esclusivo, quanto portatore di identità. Legami di viti e vita per un vino nella memoria collettiva ritenuto un mito del buon bere. Mezzo secolo di storia dell'enologia da custodire e riscoprire e una storia ben più lunga di una nobile famiglia trentina. La storia comincia nella prima metà del Quattrocento, quando il nostro antenato dell'epoca, in fuga per ragioni non ben chiarite dal Ducato di Milano, è venuto a stabilirsi in questo borgo in riva al fiume, allora appartenente alla Repubblica di Venezia. La famiglia fu ufficialmente inserita negli elenchi della nobiltà imperiale, quindi del Sacro Romano Impero. Nel 1790, quindi circa 80 anni dopo, arrivò il titolo di Conte del Sacro Romano Impero, accompagnato da brevetto, da diploma, da sigillo, che noi conserviamo con molta cura. La storia del Fojaneghe ha 50 anni, però la storia del vino nella nostra famiglia risale a molto più indietro. Per esempio nel mio primo libro, Amore mio uccidi Garibaldi, che parla del 1866, il vino è già molto presente, proprio come storia di famiglia. E mio bisnonno scriveva a Vienna a suo suocero mandandogli 2 bottiglie, chiedendogli, supplicandolo di magari portarle alla fiera, di trovare dei clienti, di venderlo, insomma. Soprattutto a tavola, quando mio padre tornava dalla cantina, si parlava di vino, si parlava di vigne, si parlava della vendemmia, che era ovviamente il momento cruciale. E dipendeva tutto dalla vendemmia, tutto l'anno, l'umore di mio padre, da lì c'erano le ricadute sulla famiglia, se potevamo dire che le biciclette erano rotte, che il motorino dei miei fratelli non funzionava più, dipendeva tutto da come andava la vendemmia. Poi c'erano le preoccupazioni per le gelate, c'erano le preoccupazioni per la grandine, perché allora si sparava contro la grandine, non ci si assicurava normalmente perché l'assicurazione non impediva lo scempio delle vigne e dell'uva. Durante la vendemmia ovviamente venivamo comandati in campagna, però potevamo vendemmiare soltanto l'uva di casa, non il sacro Merlot, non il sacro Cabernet che invece andava in cantina. Capire e gustare il Fojaneghe è come assaporare l'evoluzione stessa della cultura del vino, non solo trentino. Sì, perché il Fojaneghe è il primo vino italiano fatto con lo stile dei grandi rossi di Bordeaux. Nostro padre, verso la metà degli anni 50, assunse in azienda un giovane enologo appena uscito da San Michele, che approfittò di un viaggio organizzato nel Bordolese dal Comitato Vitivinicolo Provinciale, e al ritorno mio padre gli chiese il suo parere, le sue impressioni, e rispose: loro vinificano 2 uve insieme, il Cabernet e il Merlot. Il Cabernet ce l'avevamo, il Merlot anche, le botti si comprano. E quindi con l'annata 1961 uscì ufficialmente il primo vino fatto alla bordolese
All'intuito e alla passione dei conti Bossi Fedrigotti si è accompagnato l'entusiasmo di un allora giovane enologo, Leonello Letrari. Dopo svariati viaggi nei paesi europei, particolarmente in Francia e nel Bordeaux, ho capito che la strada per noi era quella per sollevarci. Questo è il primo nato nel 61 ed è un taglio bordolese, Merlot, Cabernet Franc. Le uve venivano fermentate in tini troncoconici in larice, dopodiché venivano messi in barrique. Io ho usato il legno slavo fabbricato in Italia, a Conegliano. Dopo 12 mesi veniva imbottigliato. Dopo 2-3 anni abbiamo fatto una certa strategia. Andavamo a ricercare e a ricomprare a prezzi doppi, tripli, quadrupli le bottiglie vendute negli anni precedenti e fatta un'asta le rimettevamo sul mercato. Questa è stata una seconda spinta che è stata irrefrenabile e effettivamente il prodotto è andato in tutto il mondo. Dopo qualche anno, se non erro, 68-69, è arrivato in cantina Robert Mondavi, il grande Robert Mondavi. Aveva assaggiato a New York questo prodotto, voleva capire come in Italia si riusciva a fare un uvaggio bordolese di questa portata. Dopodiché lui stesso è tornato in California con l'ordine della fabbrica di Conegliano di centinaia e centinaia di barrique. Un vino così straordinario può nascere solo dal pieno rispetto del carattere del territorio dove le uve maturano. Il Fojaneghe secondo me è il più bel posto della Vallagarina, è sulla destra Adige nei comuni di Isera e Mori. È una campagna meravigliosa, proprietà della famiglia dal 1600 più o meno, e riserva sempre un sacco di sorprese, dai terreni fantastici, basaltici, ottimi per fare un vino ottimo, oltre che avere dei venti molto particolari che salgono dal Garda, che si chiama Ora, che sono preziosissimi d'estate per areggiare il calore della giornata o nei periodi di pioggia perché aiutano a asciugare l'uva. E poi il clima, l'esposizione, la natura, sono 100.000 fiori, tipi di erbe particolari. È una campagna completa, bella e romantica e per me magica appunto. Dalle peculiarità del terreno, del clima e della coltura vitivinicola del podere Fojaneghe, nel solco della grande enologia trentina, è scaturito un vino che ha subito sfidato il tempo e continua a farlo. La qualità di un vino legata in modo sostanziale alla caratteristica del suolo. In particolare questo suolo vulcanico, basaltico, che è una rarità nel panorama del territorio trentino, dà certamente dei vini di grande qualità. Il Fojaneghe nasce attorno agli anni 60, ma l'arrivo di questi vitigni in Trentino è almeno di 100 anni prima. In questi terreni il Merlot esprime certamente le sue migliori caratteristiche. Naturalmente non mancava il Carmenère, non mancava il Cabernet Sauvignon. Questi vitigni rappresentano la grande novità nel panorama italiano. Attorno agli anni 60 l'enologo dell'azienda e l'Istituto Agrario San Michele all'Adige iniziano una esperienza di vinificazione o di invecchiamento di vino in barrique. È la prima testimonianza italiana di impiego della barrique per produrre vini ad imitazione bordolese. Questa storia non si è mai interrotta, è una storia che continua. La tradizione di questa cantina è salda, proprio legata a dei vigneti che hanno ormai raggiunto i 40-50 anni e sono ancora in piena salute e che garantiscono quindi ancora una grande materia prima per produrre questo vino. Oggi il traguardo del mezzo secolo è occasione per capire il passato
e riscoprire l'attualità di questo vino. Nato tra le Dolomiti e ora orgoglio di chi si propone di valorizzarlo al meglio. Per noi qui della Valpolicella, produttori di Amarone, devo dire che ha sempre avuto un grande fascino il vino bordolese, che noi non facciamo per il semplice motivo che non abbiamo le uve internazionali, e in particolare grande fascino perché fa parte del primo esempio, direi, di impianto bordolese nella nostra terra, nelle Venezie, questo di Fojaneghe nel Trentino. Io ho un grande ricordo del Fojaneghe, oltretutto. Da studente a Milano con i miei amici si andava spesso per bere un buon bicchiere di vino e non c'è dubbio che il Fojaneghe all'epoca rappresentava l'avanguardia, rappresentava il futuro del vino italiano, il primo bordolese appunto fatto in Italia. Per cui è con questo spirito che quando come Masi ci siamo avvicinati alla famiglia Bossi Fedrigotti e abbiamo avuto questa opportunità, l'abbiamo presa al volo sapendo che in Fojaneghe c'era un grande potenziale da recuperare e da espandere nel mondo con la nostra forza commerciale e con l'aiuto dei nostri tecnici e delle nostre tecnologie. Noi consolidiamo una vecchia amicizia che è nata con Isabella Bossi Fedrigotti e poi si è espansa ai fratelli. Non dimentichiamo che la Isabella è oggi presidente della nostra Fondazione Masi, dopo che è stata premiata più di 15 anni fa con il premio Civiltà Veneta di Masi. Poi ci sono altre ragioni per poter consolidare un'amicizia con i Bossi Fedrigotti, quella di avere dei vini bianchi di razza, che ci sono in Val Lagarina e non abbiamo qua, e io penso che lì siamo nella zona di eccellenza dello spumante, come lo è di eccellenza per il Fojaneghe. Per cui mettendo insieme in primis il Fojaneghe, ma poi anche quello che si può fare con le uve bianche in quella zona, io penso che possiamo avere un grande futuro.